Bentrovati, my name is Bonf, Alex Bonf, l'agente segreto per niente, e oggi vi porto nella sala del municipio di Gorizia, dove è stato presentato ufficialmente il progetto La Meccanica delle Fortezze, un'iniziativa che unisce storia, scienza e cultura per valorizzare le meraviglie di Palmanova, Gradisca di Sonzo e Gorizia. Attraverso mappe interattive, video narrativi e visite guidate, questo progetto racconta il genio e l'ingegno dietro le tre fortezze. Offre un'esperienza unica in vista di Go 2025. Scopri di più e partecipa. Comunicazioni @comune.palmanova.ud.it e per informazioni guarda anche il testo qua sotto. Un'impronta creativa importantissima nelle immagini e poi di lettere, ma che sono loro gli autori, me l'ho fatte molte. Oltre ad aver valorizzato il nostro gruppo storico, il presidente di Monse, ci sono delle illustrazioni originali che sono quelle che arricchiscono la mappa, che sono state chieste appunto, è stata incaricata Elena Grava, anche lei per gli costumi di Palmanova, per le giornaliste turistiche. E poi abbiamo la guida turistica Maria Tradisi, che ha già fatto un percorso domenica scorsa con un gruppo di turisti. Devo dire che le visite già programmate le ho tutte, stanno già avendo ottimo risultato, perché abbiamo deciso di stare entro le 40 persone, finora abbiamo 35 insomma già prenotati, quindi direi molto bene. Vi faccio vedere un video così capite immediatamente, andiamo al cuore del progetto, poi lascerò la parola ai che seguono gli Aspettiamo, iniziamo dai. È larghissimo, sta in riso. Il rombo dei cannoni squarcia l'aria, nubi di fumo avvolgono il campo di battaglia. Fucilieri in formazione serrata scagliano piombo e fuoco, mentre l'artiglieria tuona, scuotendo la terra stessa. Veneziani e Asburgo si scontrano in una danza mortale, dove l'acciaio canta e la polvere da sparo deterrita. Nel vasto salone di un antico castello, due nobili si fronteggiano, spada e pugnale danzano sul pavimento, in un rituale antico quanto la cavalleria stessa. Un balletto mortale che echeggia tra le mura cariche di storia. I loro passi tracciano figure complesse sul terreno, come in una coreografia mortale. Ma al di là del campo insanguinato, sentinelle di pietra osservano impassibili. In un'epoca in cui la polvere da sparo ridisegnava i confini del mondo, tre gioielli di pietra e ingegno si ergono a sentinella del Friuli. Gorizia, l'antica rocca che sfida il tempo, dove le mura medievali sussurrano segreti di assedi passati. Gradisca, la fortezza rinata, plasmata dalle menti più brillanti del Rinascimento per resistere alla furia dell'artiglieria. E Palmanova, la stella perfetta, nata dalla visione di un genio per diventare l'incarnazione dell'invincibilità. Tre fortezze, tre epoche, in un unico destino. Proteggere una terra di confine dalle tempeste della storia. Il viaggio è stato lungo e faticoso, ma sono felice di averlo intrapreso.
A Primolano, piccolo borgo nel Vicentino, in passato della Serenissima Repubblica di Venezia, alcune guardie fermarono la carrozza. Mi chiesero il documento di sanità, che non avevo. Pensavano fossi portatrice di qualche contagio. Fortunatamente il mio fedele e astuto cocchiere allungò all'ufficiale una bella sommetta di denaro e potei proseguire il viaggio. Gli italiani, innamorati della loro lingua, vogliono che nel visitare il loro paese si familiarizzi con essa. Ma il problema dei dialetti è quasi insormontabile. L'unico modo per evitare d'essere sempre burlato e ingannato è quello di imparare la lingua del posto. Seguite il viaggio di una nobile dama inglese attraverso i secoli dell'arte della guerra, guidata dalle voci di coloro che hanno forgiato questi bastioni di pietra e coraggio. Edmund Halley, Leonardo da Vinci, Giulio Savorgnan. Scoprite come la scienza e l'ingegno hanno trasformato l'arte della difesa. Un'odissea attraverso il tempo, dove ogni pietra racconta una storia di sfida, innovazione e resistenza umana. Il jackpot ci è concesso il patrocinio e ci ricordiamo di 2025. Questo è il trailer, poi vi farò vedere un video più breve, molto breve, che invece è quello che vedranno i cristi, è uno degli 12 video che sono stati realizzati. E adesso darei la parola, Vince, vuoi iniziare? Tu mi sì, sei padrone. Rompo il ghiaccio, ma poi innanzitutto buona giornata. Sarò teletrattico perché il tempo è poco e possiamo raccontare tante cose. Abbo da un lato operativo, Silvia. Tu prima hai raccontato della visita, la prima visita è già avuto luogo e non soltanto ho avuto tutto esaurito, ma ho avuto la fortuna e il piacere di avere dei feedback che è stata molto molto apprezzata. Perciò è bello legare il tutto esaurito ma anche al tanto apprezzamento. Perciò ottimo modo per partire. E evidenzio una cosa. E c'era bisogno di un upgrade. Ormai lo sappiamo, siamo a pochi giorni dall'inaugurazione della Beipa Cartana per la lunga da spontanea. Era un sì di upgrade perché è importante quello che stiamo facendo, ognuno nei rispettivi comuni dei nostri territori. Stiamo tutti lavorando per migliorare. Però era importante anche far rete. E far rete è la sinergia famosa della parola ormai passionale che tutti utilizzano a volte in maniera impropria. Questo messaggio è importante perché mette in pratica che possa quel famoso upgrade, nel senso che è importante che la gente certamente arriveranno a Gorizia e a Gorizia, ma poi certamente, giustamente dovrà conoscere i tanti tesori, le tante ricchezze che può vantare il nostro territorio. Tra questi certamente c'è Patanova, c'è Gradisca, perché parliamo di territori e di Unipu che possiamo raccontare attraverso che cosa? Attraverso il nostro quadrato culturale, storico-identitario, che sono le fortezze. Perciò sono molto contento di come è venuto il progetto, proprio perché non è, permettete, il classico tour, è un tour multimediale, ma soprattutto innovativo e accattivante che attraverso figure storie, tutti sanno che sono passati dai nostri territori, noi riusciamo a veicolare messaggi importanti che permettono anche lì raccontare quelle curiosità, le storie della storia che non tanti sanno e partendo anche dai nostri cittadini, perché non ho questo dato il futbol sanno che Edmund Halley, che parlo non di Gorizia, abbia un importante legame col castello di Gorizia. Perciò veramente questo progetto va in tale direzione e ringrazio la Ringolio, ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Dielli in particolare, ma vi ringrazio tutti perché in questo momento abbiamo bisogno del vostro supporto, è un momento in cui possiamo tutti quanti crescere, finalmente ci stiamo valorizzando, ci stiamo per far conoscere fuori dal nostro territorio e a livello internazionale, e questo secondo me è il miglior modo per poterlo fare. Cioè, io questo lo vedo come un punto di partenza e del tempo, ne approfitto, faccio lo sfacciate di vedere un leggermente sul cotto,
Perché? Perché questo progetto secondo me ancora più è partito e già va benissimo. Ovviamente nel tempo implementarlo, arricchendolo, potremo veramente raccontare un unico che rappresenta un territorio sì piccolo, ma pieno di ricchezze che certamente farà breccia nella curiosità sì dei tantissimi visitatori, ma attenzione, notiamo anche qua come momenti importanti. Anche dobbiamo iniziare anche a offrire bambini, ai nostri piccoli, cioè questo comunque è per utile anche a livello didattico come scuole, anche a partire far conoscere, ma anche i nostri stessi come cittadini, perché i nostri cittadini meritano conoscere in maniera capillare e dettagliata fino anche ai territori, anche perché loro, ve lo dico da sempre perché ci credo, sono il miglior testimonia delle nostre città. Se il cittadino conosce, è partecipe e riesce anche lui a tramandare, cioè si sente protagonista, è il nostro miglior promoter e il nostro news spot. Da qui dobbiamo partire e questo è un ottimo costretto, per cui siamo già partiti, ma certamente non nascondo che ci lascerà tante soddisfazioni, di questo ne sono convinto. Perciò io ringrazio Silvia, ringrazio te caro sindaco, ringrazio la regione, ringrazio te Marco, per un semplice motivo: abbiamo dimostrato che si può sparare bene e te che io a Teseo. Lo taccio e passo la parola a Silvia e conosce la scaletta. Io sarò velocissimo, nel senso che il mio ringraziamento va ovviamente a Fabrizio, perché riuscire a trovare anche il tempo, quello che è già un panorama amplissimo, di 5 anni per riuscire a fare collegamenti sul territorio da parte del Sorato Adottura, penso non sia stato semplice, quindi in questo lo ringrazio. Ma c'è Palmanova che ha fatto un lavoro formidabile, nel senso che il lavoro di coordinamento fatto dal Sorato Adottura e del sindaco di Palmanova ha permesso un prodotto di questa qualità. Senza di loro non sarebbe nulla di questo. E questo secondo me è una pietra miliare per quanto riguarda Gradisca, il percorso che ha fatto per l'apertura di quello di Castello, quello che è il museo e di quello anche l'acquisizione del castello da Demanio, ma questo è un percorso tutto territorio, nel senso che l'obiettivo nostro, e penso che parla per tutti e tre gli assessori della cultura, è che questa cosa poi diventi stabile. Non solo da parte del Sorato della Cultura, ma anche penso del Sorato del Turismo, un percorso che lega Gorizia fino a Palmanova è un percorso che non serve per solo questi progetti, ma serve per la regione intera per si vendere al MOPO. E quando mi ho dietro la visita che la capitale della cultura, il comune di Vesentino sta già facendo il punto di vista del turismo, oltre che 50.000 presenze annue, e Palmanova che è riconosciuta nel mondo come lo dell'UNESCO. Quindi diciamo che questo è sicuramente un obiettivo raggiunto, ma è la prima pietra miliare del percorso che noi vorremmo per avanti anche nei prossimi anni, e che ringraziamo la regione per il lavoro per rendervi tutti salari. Sindaco Zacchetti. Buongiorno a tutti, io per di sedi con lei capisco di Grazia, ringrazio la regione, che sono del consigliere per Zabis. Già stato detto molto da tutti quanti, credo che posso aggiungere poche cose, solo rimarcare quello che è già stato detto da loro, cioè che in effetti la regione Friuli Giulia è ricca in questi gioiettini che sono nascosti, che devono essere fatti riuscire e fatti conoscere da tutti quanti. In effetti io faccio sempre l'esempio di loro ragazzi che a Palmanova giocavamo sulle mura della città, convinti che fosse una cosa normalissima per tutti, invece in effetti si sta dimostrando veramente qualcosa che viene ammirata da chi aveva visitata. Quindi diciamo che spingeremo anche noi affinché la regione privilegi questo turismo lento e piccolo rispetto a quello magari più accattivante del balneare, che però ha già i suoi percorsi, per cui in effetti per noi è importante appunto scoprire questi piccoli gioietti, continuare in questa ex. Io prima mi sono attribuito un merito che non voglio mettere più, perché il progetto naturalmente è stato prescritto da mia persona e da Masca, se sono stato là in anni di questa cosa, anche perché lui ha dato questo taglio al progetto che veramente è già di per sé stesso innovativo rispetto a certi tradizionali. In effetti siamo qui a verificare la bontà di questo progetto, e io credo che ci saranno uno sconto, come già stato detto, da parte di chi defluirà. Grazie.
Poi Silvia, ricordiamo una cosa, io testa adesso, no? Se ti pensi, una città che ha 300 milioni di urbani in Italia, una città sicurezza, una città che sembra Nuova Gorizia, adesso a titolo di capitale, pensa proprio, se qualche fascino tutti e tre assieme. Sì. Siamo belli. Tre assi. Allora, grazie. Innanzitutto io ringrazio l'assessore Alexi Bersadi, sia lì, l'assessore Vecchi, l'assessore Blanola per l'invito e naturalmente io non sono qui solo, ma sono in compagnia del collega Francesco Martinez e della collega Laura Fasiolo, quindi in rappresentanza anche della commissione Quinta che si occupa appunto di cultura, di storia e quant'altro. Tra l'altro io faccio un plauso per questo progetto perché con la commissione Quinta abbiamo inaugurato, diciamo, come dire, il percorso di conoscenza, un percorso conoscitivo anche per quanto riguarda la regione e i componenti della commissione in particolare, perché ci rechiamo spesso sul posto per fare di sopralluoghi e per verificare il patrimonio storico-culturale della regione Friuli-Venezia Giulia. Nel comune di Palmanova siamo stati e avevamo forse anche parlato di questa progettualità. Prossimamente magari saremo anche nel comune di Gorizia e nel comune per questo progetto. Non è che non ci siamo stati, ma per questo progetto. Mi permetto di dire che questo progetto è molto importante, ripeto, perché non solo valorizza le città fortificate, parliamo di XV, XV, XVI secolo, ma perché, come è stato ricordato per esempio dall'assessore Zanota, potrebbe fare un circuito virtuoso di tutte le fortificazioni, di tutto il patrimonio di cui è ricco il Friuli Venezia Giulia e di cui, come è stato ricordato, il turismo è una fetta importante, il turismo storico. Non esiste solo qui, come per esempio legato alla Grande Guerra o a determinati episodi storici, esiste anche il turismo che naturalmente apprezza le ricostruzioni, apprezza naturalmente il passato medievale, mi permetto di dire, il rinascimentale, e su questo dobbiamo puntare. La regione lo dimostra appunto con le risorse che sono state naturalmente messe in campo. Mi permetto anche di dire che questa azione prende spunto effettivamente dal discorso dell'opportunità che ci è data da Nuova Gorizia, Gorizia capitale della cultura, di quest'anno, che è già stato avviato ma che prenderà ufficialmente l'avvio l'8 febbraio prossimo 21. Però deve essere, ripeto, un punto di partenza, non deve essere un punto di arrivo. Ed ecco perché diventa importante naturalmente continuare a supportare questo tipo naturalmente di progettualità. Lo torneremo a fare, metteremo sicuramente altre risorse e ripeto, come commissione continueremo, almeno fin tanto che i miei colleghi asseconderanno anche questo tipo di impostazione, a venire sul territorio ad apprezzarne naturalmente le bellezze e le ricchezze, anche questo tipo naturalmente di ricchezze e di patrimonio, e supportarlo naturalmente con l'azione legislativa, l'azione politica che potremo fare all'interno del Consiglio regionale. Quindi complimenti, grazie dell'invito e noi ci siamo. Grazie. Allora, io passo un attimo ai ringraziamenti doverosi. Intanto ringrazio va sottolineato Massimiliano Cau, comunicazione. Che dà un merito assieme alla dottoressa Gabriele Messatre. Sono dimenticato quanto poi già Che in questo progetto ha seguito la parte anche amministrativa e poi io vorrei farvi notare il signor Zonta del gruppo storico che è venuto in una foto insieme. Scusate se leggo una cosa di meno per la poi non voglio dimenticare il suono, leggo una parola. Allora, i tre comuni ovviamente, poi un applauso, un ringraziamento al gruppo storico città di Palmanova, al professor Alberto Prelli per quanto riguarda gli approfondimenti sulla storia di Palmanova, all'Accademia è già stata citata di Fra Rudel, gli studi medievali che ci ha messo a disposizione una ricostruzione meravigliosa, se adesso andremo a vedere, dell'utilizzo delle catapulte del Mardano che loro hanno costruito proprio in scala e che utilizzano Palmanova. L'associazione Io Ci Varro a PS, che oggi non è rappresentata, ma che è quella che curerà, diciamo, la promozione
dal lato dell'accessibilità, per sì, essendo questo il percorso che può essere vissuto attraverso la multimedialità, ha questa caratteristica anche di essere accessibile, quindi quello che viene narrato non necessariamente deve essere fruito sul posto, magari da dove, come nel caso di Talmanova in alcune situazioni l'accessibilità è ancora i bastioni particolari delle gallerie, cioè della discesa dei bastioni ancora diciamo da potenziare. E poi sempre per la ricerca storica Viricio Quassi, sempre di Gradisca, e poi ovviamente l'illustratrice, l'ho già citata prima, Elena Krabat, è qui, che ringrazio, ha fatto delle illustrazioni originali bellissime. E poi chi ha creato, curato regia, video, creatività, tutto quello che fa parte del cinema in 2 persone praticamente che sono qui e che sono Massimo Componi e Emanuele Palogini di Pels Movie, giusto? Ecco, Pels Movie. E ribadisco il ringraziamento alla Regione per il finanziamento. E adesso vi farei vedere proprio quel video così come appare sui cellulari quando accompagnati da Maria Polisi. Ecco, la devo citare, Maria Polisi, la guida turistica. Ecco, c'è da dire che questo percorso adesso stiamo proponendo con la guida turistica e ovviamente speriamo che Automobilismo lo faccia proprio in qualche maniera e lo possa proporre nei propri circuiti. In ogni caso è un percorso che il turista può anche svolgere da solo, perché la mappa, insomma le tre parti sono segnate, si può accedere ai video e semplicemente visitare con i propri crediti Gorizia Gradisca e Talmanova. Vediamo questo così ci chiudiamo. Le fortificazioni del tradizionale castello chiudono della storia senza greater jamais. E così catapulti, archi e altre macchine esibionali continuano a svolgere un ruolo importante per la sua difesa, sino a 15 terzi. Alla metà del Quattrocento, progressivamente, venne migliorata l'efficacia della torre da spike. I proiettili di pietra vennero sostituiti con quelli in piombo di ferro, che procuravano maggiori danni alle mura medievali. La metallurgia progredì, rendendo possibile forte cannoni sempre più grandi e più forti. Sotto il dominio della Repubblica di Venezia, che aveva conquistato a Chiuri di 1420, e non migliorate le opere fortificatorie del castello di Gorizia per renderle più adatte allo sviluppo delle modi a vita a fuoco. Ottusa adattatore del maschio, facile del sali che la tia la finita, si mura una larga ollerodon e posso il cheso e in culo di Besancan. Che la città e fortezza, dopo il 1514 tornò in mano agli imperatori.
adequamento. Ci sono domande? Domande, diversità? Sì, la lingua italiana investio bene. Sì. Sono realizzanti italiano per la parte che riguarda gli attori che parlano l'italiano, poi sono tutti sottotitolati inglese e inglese. Ah sì. La scelta della lingua si fa all'inizio, quando questa c'è della prima, e poi vedete per esempio Napoli, un po' per l'inglese. Grazie. Ci sono altre parti parlate in inglese, perché sì. E Manuele, non mi ricordo come funziona le righe, spiega tu cosa sai. Ripeto che sto per l'ultima parte è stata sempre lì, che io vedo davanti americani i biglietti su me. Poi gli attori, ultimamente non abbiamo messo Versailles, qua abbiamo messo io, Sono gli attori, sono sì, che hanno la reazione di cognizione. Segnalate che complementare la metà del sottotitolo, no? Ma penso che per la parte che serve, anche perché poi non si utilizza l'audio, l'obiettivo è per lo disma. Mi dicevo così la vedete usate tagli, cioè sa collocate adesso e arrivati le tre qualità e quindi anche i turisti che girano nella città possono accedere direttamente attraverso cartelli al progetto che poi insomma trovano tutto online. Questo mese dove erano istruiti? Questi verranno subiti nei nostri turistici per il soccomonilismo, ma credo anche nelle nostre proprietà provinciali, abbiamo Altapaverti, il castello e tutte le strutture culturali museali della città. Non lo vale nelle attività attive, nel senso quello che erano sia il Briat, sia in casa magari il polo culturale dove ti nuovi punti per cui dove percorso e a tempo nei bagni. Posso dire una domanda alla guida, come ha risposto? Avevamo questo bel gruppo di gente della regione Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto orientale, che era un gruppo che arrivava dal Veneto orientale, e sono rimasti stupiti. Posso dire tutta è proprio la cosa che mi piace sottolineare di quanto non conoscevano. E come detto anche prima, il primo passaggio secondo me è far innamorare la gente del territorio di ciò che ha da offrire. Sono rimasti stupiti della nuova apparato multimediale del Castello di Gorizia, che si aggiunge a questa meccanica delle fortezze. Sono rimasti molto colpiti di Casa Maccari, anche i locali non conoscevano questo museo, e la possibilità anche di entrare all'interno del castello, e sono rimasti chiaramente piacevolmente stupiti, ecco, proprio della grandezza del progetto legato appunto a Manova, all'UNESCO. Però l'hanno trovato armonico, posso dire, fruibile, con degli orari fattibili, comodi per tutti, e poi parlano le mail che hanno mandato, direi, no? Anche i bozzabili sono arrivati. Che io posso dirlo che hanno tutto detto, però l'ho confermato. la gente ha scritto, ha mandato la mail, ha scritto complimenti, non a me personalmente, però è arrivata anche il comune, effettivamente. Sono andata le mail, grazie, Calpura, e erano oggettivamente sorpresi, come ha detto Maria. E sottolineo ancora una cosa: si sono sentiti sempre ben accolti in ogni luogo, in Castello, a Garbisca, a Palmanova, con le persone che hanno incontrato fossero dei rettori museali, i custodi delle diverse realtà. Quindi è una cosa che mi piace sottolineare. Grazie anche di avergli dato la parola. Medesand, io non riesco a finire la conferenza stampa se non facciamo un applaudito insieme. Certo. Facciamo un applaudito insieme. No. Sono su XL, dai, che qua.